Vendemiano, secondo appuntamento con Miss Bella di Marca stagione 2013. L'abbiamo apprezzata, era Alexa Draganic, la reginetta Miss Bella di Marca 2013, che tra l'altro la vedete fotografata qui alle mie spalle, colei che ha raccolto l'eredità di Melissa Rizzetto, che tra l'altro abbiamo l'onore di avere Melissa Rizzetto qui in giuria. Buonasera anche a te, Melissa. Raccontiamo la storia di Miss Bella di Marca. Il tutto nasce nel 1999, 15 anni di storia, 15° compleanno, se vogliamo un compleanno tondo. Ci stiamo avvicinando a quella che è la maggiore età ed i numeri sono veramente, veramente importanti. Solo l'anno scorso ha partecipato a Miss Bella di Marca ben 250 ragazze. Ragazze che provenivano da tutte le province del Veneto, e pensate che sono state toccate ben 15 piazze. Per ogni piazza c'è un calcolo medio che dice che c'erano 3.000 presenze, per un totale di 50.000 presenze. Andiamo anche a spiegare come si svolgerà questa serata. Abbiamo qui 18 concorrenti, solo una sarà la vincitrice di questa serata e potrà accedere alla finale che si terrà nella Piazza dei Signori a Treviso il 21 settembre, mentre la giuria, insieme a Promo Eventi e ad Orvè Pubblicità, darà altre 7 fasce. Le altre 7 fasce potranno accedere alla semifinale che si terrà il 15 settembre a Conegliano. Ed è giusto fare anche i ringraziamenti e gli onori di casa. Insomma, siamo qui a San Vendemiano durante la festa Estate Sport, che è giunta ormai alla alla 11ª edizione, mentre 7 sono state le volte per le quali diciamo che Miss Bella di Marca, questo evento, si è sposato appunto insieme ad Estate Sport. Ed andiamo ancora avanti. Durante la serata non avremo soltanto una sfilata di moda, non andremo a dilettare solo il senso diciamo della vista, ma avremo anche delle performance canore. Tra le uscite che faranno le ragazze, la prima in abito casual, la seconda in abito elegante e chiuderemo con una sfilata in costume a 2 pezzi. E adesso è arrivato veramente il momento di conoscere queste 18 concorrenti che vogliono riuscire, arrivare a rapire, se vogliamo, questa corona che ad oggi appartiene alla madrina Alexa Draganic. Facciamo entrare le ragazze. I only miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. This ain't no ordinary feeling. You are the only thing that I believe in. I know you're coming back to me, and I will be waiting here for you till the end. I only miss you when I'm breathing. 18 le concorrenti che rincorrono veramente un sogno, e adesso le andiamo a conoscere una alla volta e può entrare la sfilante numero 1. Ciao! Mi chiamo Maria, ho 17 anni e sono da Treviso. E per la nostra Maria, la sfilata di Miss Bella di Marca. Hey. Come on, let's go. It's a brand new song. First time on the radio. KXP. One time. Now, return to the Mac. E continuiamo con la sfidante numero 2.
Instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, pistol shot, walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Mi chiamo Sonia, ho 19 anni, vengo da Mazzola. A te, Sonia, la passerella di Miss Bella di Marca. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Pro music, I shed my skin and put my bones into everything. I record to it, and yeah, let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm my E chiederei a tutto il pubblico un forte applauso di incoraggiamento per queste ragazze che sono veramente, veramente giovanissime. Alcune di loro sono minorenni, hanno questa passerella, hanno veramente pochi secondi per esprimersi, rincorrono un sogno, diamogli la carica. E andiamo avanti con la numero 3. Ciao. Buonasera, mi chiamo Alessia, ho 16 anni, vengo da Montebelluna. A te, la passerella di Miss Bella di Marca. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. And y'all can't stop me. Go hard like I gotta. Ed ancora un'altra modella, è la volta del numero 4. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudia, ho 25 anni da Revine Lago. A te. To the people now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, it got me low from that failure, gave humility. Then we keep marching ourselves. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. E mentre sfila via la numero 4 è la volta del numero 5. Ciao, noi ci siamo anche già visti. Prego. Buonasera a tutti, sono Sara Pellizzari, ho 19 anni e vengo da Milano in provincia di Venezia. A te. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All Ed è la volta della concorrente numero 6. Ciao. Buonasera, sono Carolina, ho 21 anni e vengo da Vittorio. A te. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Prima uscita in abito casual anche per la numero 6 è la volta del numero 7. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Esther Dediu, ho 17 anni e vengo da Vittorio Veneto. Per te la passerella di Miss Bella di Marca, Sanna Vendemiano. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we're up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Prima uscita anche per Esther ed ora è la volta del numero 8. Ciao. Buonasera a tutti, sono Gloria Fregonese, ho 17 anni e vengo da Mansuè.
Per te, la passerella di Miss Bella di Marca. Turn up the music 'cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. You're sexy and you know it. Put your hands up in there. Put your hands up in there. Girl, put your hands up in there. E continuiamo la kermesse con la numero 9. Put your hands up in there. Girl, put your hands up. Turn up the music. Ciao. Buonasera, sono Samantha, ho 21 anni e vengo da Susegana. Per te. Ancora la passerella di Miss Bella di Marca. Just turn it up louder. Turn up the music. I need it in my life, yeah. Turn up the music. E sfila via anche la numero 9, cedendo così il passo alla 10. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Gabriella Iacomi, ho 16 anni e vengo da Farra di Soligo. A te. Everybody get up. Hai guadagnato anche qualche secondo. Andiamo avanti a presentare la numero 11. Ciao, complimenti anche per l'altezza. Buonasera a tutti, mi chiamo Valentina, ho 18 anni e vengo da Orsago. A te. Passerella in abito casual anche per Valentina, la numero 11. Andiamo avanti per conoscere la numero 12. Ciao, un volto già visto. Buonasera a tutti, sono Jessica Migotto, vengo da Vibano e ho 16 anni. A te, la passerella di Miss Bella di Marca. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Talking about getting blasted. Everybody get up. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Ed è ora la volta della numero 13. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Diana, ho 22 anni e vengo da Belluno. A te. Skip, 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 skips a beat. Wow, Olimers. Olimers Kühlen with some kicks. Yeah. I can't see you're not yourself, even when you're here with me. I know that you're somewhere else. So put another record on, kiss and leave. Continua ancora la sfilata in abito casual, la prima uscita delle 18 ragazze. Ora è la volta della numero 14. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Michela, ho 18 anni e vengo da Belluno. A te, la passerella di Miss Bella di Marca. You hold me like this, you know my heart skips a beat. I know I should, but I can't leave it alone. And when you hold me like this, that's when my heart skips a beat.
Ed ora è la volta del numero 15. Ciao! Buonasera, mi chiamo Asia, ho 16 anni, vengo da Follina. A te, la passerella di Miss Bella di Marca. So come on, spin me around now, I don't wanna go home. 'Cause when you hold me like this, you know my heart skips. E scivola via anche Asia ed ora è il momento del numero 16. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Adama, vengo da Pieve di Soligo e ho 23 anni. E anche per te questa passerella di Miss Bella di Marca, Sanna Vendemiano. E dal numero 16 passiamo direttamente al numero 18 che andiamo subito a conoscere. Ciao! Buonasera a tutti, sono Giada, ho 16 anni e vengo da Belluno. A te, la passerella di Miss Bella di Marca. They call me Willie, stay so cool, I'm chilly. I done made that melee, on my way to that Billy. Used to have a piggy bank, but now I got that bigger bang. Who cares what the haters think? They hate on me cause I'm doing what they can. I stay on that hustle, I flex that mid-tone muscle. Hate to bust your bubble. E anche per Giada la prima sfilata in abito casual. Siamo arrivati all'ultima sfidante di questa sera, è la volta del numero 19. Ciao! Ciao, sono Monica, ho 23 anni e vengo da Revine Lago. A te la passerella di Miss Bella di Marca. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale che la cosa sta arriba. E abbiamo avuto così modo di conoscere le concorrenti che ci allieteranno in questa serata e giustamente, essendo questo un concorso, non poteva mancare una giuria di tutto rispetto che vedete qui alla mia destra. Ovviamente saranno loro a decretare la vincitrice di questa serata, misureranno quella che è la bellezza ma anche il portamento e lo stile delle ragazze. È ovvio però che si faranno anche influenzare dal pubblico, perché giustamente se una ragazza ottiene molti applausi vuol dire che piace anche agli occhi, se vogliamo così, dei comuni mortali. Io vi chiederei anche una cortesia, perché abbiamo visto le ragazze, erano 18, gli abbiamo fatto un applauso, però io chiederei anche un applauso per voi, perché da qua sopra vedere tutta questa gente è giusto che ci sia l'applauso del pubblico per il pubblico. Tra l'altro questo applauso è stato registrato, andrà in onda un po' come tutta la serata, come tutta questa kermesse, in maniera integrale mercoledì prossimo sulla rete televisiva Televeneto, canale 620 del digitale terrestre alle ore 20. E sempre per quanto riguarda il mondo televisivo stiamo lavorando perché Miss Bella di Marca, oltre a vedersi sul canale di Televeneto che ha una copertura di
carattere regionale possa approdare anche nelle regioni limitrofe appunto alla nostra regione. Ed è arrivato il momento anche di presentare la giuria. Ho visto che hanno fatto parecchi applausi, è un po', se vogliamo, la lente di ingrandimento, l'occhio tecnico della serata. Abbiamo diverse donne, 4 se non vado errando, e il resto sono tutti uomini. Il primo applauso va a Katia Zanette per Motorsport BMW. Il secondo applauso invece va a Franco Vanzella, che è uno, pensate, degli organizzatori di questo evento Estate Sport. Quindi per Franco Vanzella vorrei veramente un applauso sentito. Eccolo qui che si alza. Io tra l'altro ho avuto modo anche di conoscere il fratello che sta lavorando assiduamente dietro le quinte. Io non so se avete avuto modo anche di degustare le delizie che si potevano mangiare questa sera. È veramente uno spettacolo, e sentiamo l'applauso che arriva anche dalla cucina. È arrivato, grazie mille. Continuiamo ancora a presentare, la volta di presentare in giuria una ragazza. Stiamo parlando di Lara Cassandro di Lival Vacanze, è una responsabile di Costa Crociere, che la andiamo subito a salutare, e tra l'altro la conosceremo in questa serata perché Costa Crociere è uno degli sponsor principali di questo evento, e magari, chissà, c'è una partnership tra Miss Bella di Marca, Costa Crociere, magari si va in crociere insieme alle bellezze della marca, e non è per niente male. E ancora andiamo avanti a presentare un attore. In realtà è anche, oltre a essere un attore, è un direttore di Accademia Teatrale, Lorenzo da Ponte. E qui insomma, quando si ha un attore, quando si ha un regista, c'è un occhio veramente tecnico, perché anche per quanto riguarda le modelle, queste ragazze, è molto importante la postura, la voce e tanto altro ancora. Un applauso per Edoardo Fainello. Passiamo da ciò che è recitazione, da ciò che è teatro, a ciò che è amministrazione comunale. Andiamo ora a presentare Andrea Valdemarca, consigliere comunale, che fa sempre parte della giuria. E facciamo un altro salto ancora. Ritorniamo nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di un'attrice che gravita negli schermi televisivi veramente alla grande, non solo nelle televisioni locali, qua stiamo parlando di televisioni nazionali. Ha lavorato con Stefano Accorsi, ha lavorato con Sergio Castellitto. Forse dopo riusciremo anche a scambiare una breve chiacchierata. In questa occasione con noi in giuria Irene Casagrande. Ritorniamo all'amministrazione comunale. Bello questo gioco tra ciò che è arte e ciò che è amministrazione comunale. È la volta di Renzo Zanchetta, assessore al sociale. Anche lui occhio tecnico vigile per quanto riguarda queste 18 donzelle. E chiudiamo con quella che è stata la testimonial dell'edizione 2012 di Miss Bella di Marca, e lei è Melissa Rizzetto, che si alza in piedi, Miss Bella di Marca 2011, che ha raccolto il testimone, correggimi se sbaglio, di Eva Chiesa. Ha studiato il conduttore molto bene. Lo avevo accennato prima, non è soltanto una sfilata di moda, ma qui si cerca di realizzare un evento a tutto tondo. È arrivato il momento di dilettare il senso dell'udito, è la volta di presentare una ragazza giovanissima che da grande vorrebbe e vuole, e ci riuscirà sicuramente, fare la cantante. Ha solo 12 anni, ma ha veramente una voce strepitosa. Angelica Berri. Lei, il viso che non scorderai, l'orgoglio ed il coraggio, lei, come un tesoro d'oro dentro gli occhi suoi.
suo dolore libertà. Lei forse è l'amore che non ha pietà, che ti arricchisce con la povertà di un gesto semplice che eternità. Lei la tua ragione, il tuo perché, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai semplicemente come sei, esattamente come Siamo invece arrivati al secondo appuntamento, alla seconda uscita della serata. È l'appuntamento dedicato allo stile, all'eleganza. Qui c'è l'impegno a tutto tondo da parte della giuria, perché le ragazze adesso sapranno veramente emozionare. Chiedo un po' di musica al nostro tecnico. Le ragazze sono pronte dietro le quinte. Per noi 18 concorrenti, Miss Bella di Marca. La parola prima di un applauso. Le nostre 18 sfidanti, vediamo gusti completamente diversi, sono ovviamente ornate a parte da bellissimi abiti, però il pendente e poi l'orecchino e poi il gusto per le scarpe, perché poi lo sappiamo, le donne per le scarpe è veramente difficile. Io non lo so, quando gli uomini vanno a comprare le scarpe con le donne è uno dei momenti più difficili, ma soprattutto imbarazzanti. Grazie, fatemi sentire che siete d'accordo, perché è dura, è veramente dura. Poi quando si mette la mano sul portafoglio è ancora più dura. Però a parte questo piccolo momento simpatico e ludico, loro sono qui per concorrere, si sanno anche divertire, però atmosfera. Con la numero 1 è la volta di Maria. Maria è alta 1,64 m, ha 17 anni e arriva dalla città di Treviso. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Yeah, yeah. We've come too far together. Ed è la volta del numero 2, tocca a Sonia. Sonia è alta 1,65 m, ha 20 anni, arriva da Bazzola ed è una studentessa in diritto turistico. E se Sonia ha scelto un abito nero, si cambia completamente stile, si va a un colore più caldo con Alessia, con il numero 3. Alta 1,67 m, arriva da Montebelluna, è una studentessa operatore socio-sanitario. What is this I'm feeling? You wanna leave, I'm with. Come
Anche Alessia sfila dietro le quinte, è la volta del numero 4 della nostra Claudia, alta 1,68 m, 25 anni, fa la parrucchiera. We're up all night to get lucky. Abito nero elegantissimo per la nostra Claudia, che rivolge ancora uno sguardo al pubblico. Ed ora cresce la musica, è la volta del numero 5, la nostra Sara. Sara arriva da Milano, ha 20 anni ed è alta 1,68 m. Ed è la volta di una ragazza che arriva da Vittorio Veneto con il numero 6, Carolina, abito rosso scuro, rosso vermiglio. Mentre scivola via Carolina è la volta del numero 7 di Esther. Arriva da Vittorio Veneto, ha 17 anni, è alta 1,70 m ed è una studentessa presso un liceo artistico. E certo Esther con le scarpe non scherza. Andiamo ancora avanti, passiamo al numero 8, è la volta di Gloria. Gloria in abito azzurro, arriva da Mansuè, ha 18 anni ed è alta 1,70 m. È una studentessa presso un istituto turistico. E mentre si congeda la nostra Gloria è la volta di Samantha con il numero 9, abito verde. Samantha ha 21 anni, è alta 1,70 m, arriva da Susegana ed è un'impiegata in uno studio che si occupa di riscossione dei tributi. Sfila via così Samantha, è la volta del numero 10, stiamo parlando di Gabriela. Gabriela ha solo 16 anni, è alta 1,70 m, arriva da Farra di Soligo. Ed è, se non vado errando, la più giovane tra le 18 concorrenti. Altre 8 ragazze devono ancora volteggiare su questa passerella. È arrivato il momento della numero 11, Valentina, direttamente da Orsago. Valentina ha 18 anni, è alta 1,70 m, è studentessa operatrice del benessere. I can't win, I can't reign, I will never
Un bellissimo abito bianco per Valentina con strascico. I am lost, I am vain, I will never be the same. Ed è il momento di Jessica Migotto con il numero 12. Da un abito bianco siamo passati a un abito nero. I will fly, I will never make it back. Arriva da Orsago, a 18 anni, è alta 1,70 m. Ci lascia il numero 12, è la volta di Diana Ciop con il numero 13, abito blu. Arriva direttamente da Belluno, 22 anni ed è alta 1,73 m. Can't erase, so I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Con il numero 14 è la volta di Michela Sovilla, alta 1,73 m. Anche lei arriva da Belluno ed ha 18 anni. Michele è studentessa, fa la ragioniera, indirizzo turistico. È la volta del numero 15, stiamo parlando di Asia, arriva da Follina, a 16 anni, altra ragazza giovanissima, alta 1,74 m. Anche lei è studentessa presso un liceo classico. E da Asia passiamo ad Adama Bodian con il numero 16, abito elegantissimo, bianco. Ha 24 anni, alta 1,75 m, arriva da Pieve di Soligo ed è impiegata. Abito blu di serata con il numero 18, Giada Stefan, alta 1,80 m, ha 16 anni, anche lei giovanissima, arriva direttamente da Belluno ed è una studentessa presso un liceo scientifico. Del numero 19, ultima concorrente di serata, è la più alta di tutte, pensate, 1,88 m, si chiama Eliana, arriva da Revinelago, ha 24 anni. Ed è una allenatrice socio-psicopedagogico. La numero 19 ha due nomi, io ho detto Eliana, ma in realtà si chiama Monica ed Eliana. Abbiamo peccato, oltre che in altezza, anche con il numero di nomi di battesimo, giustamente. E poi c'è un altro momento dedicato allo stile. Anche qui ci sarà una musica di eccezione, sicuramente si ricrea l'atmosfera, una buona atmosfera si ricrea anche con un lieve applauso. Musica.
your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver. Ed è lei, è la bellissima Alexa Draganic. Ed è giusto spendere due parole, raccontare questo fiore della natura. Madre Natura veramente si è impegnata tanto. Siamo d'accordo che si è impegnata tanto? Alta 1,77 m, ha 18 anni, studia presso un liceo artistico, si definisce una creativa, adora fare i graffiti in casa, nella stanza sua, e poi è passata alla stanza della madre, giustamente ha finito un muro, passa nel muro della madre. Io non so quanti di voi permetterebbero ad Alexa Draganic di venire in casa a fare un graffito. Vorrei sulle mani. Ecco qui, le mani si alzano. Alexa, io se vuoi vorrei essere il primo, ti permetto anche di fare delle incisioni sulla mia macchina, perché insomma capirai, avere Alexa Draganic qui non è mica male. Ti faccio anche un paio di domande, tipo preferisci uscire in abito casual, in abito elegante oppure in costume da bagno? Costume. Ecco, dopo tra l'altro forse anche per l'occhio critico più maschile che femminile nella giuria la vedremo in costume da bagno, io me lo auguro. Tra l'altro volevo anche raccontare qualcosa sulla corona che adorna questo viso solare della nostra Alexa Draganic. Allora, è una corona che, pensate, per farla ci sono volute 70 giorni. È opera di Innoro Gioielli, altro sponsor di serata, della serata e dell'evento, ovviamente Miss Bella di Marca. È in argento, pesa circa 250 grammi, argento tutto bucherellato, traforato, ecco, in gergo si dice traforato, e nel mezzo c'è un topazio. Tra l'altro questa corona è appartenuta anche alla bellissima Melissa Rizzetto. Io volevo sapere se ti manca un po' indossare questa corona. Pochino sì, un pochino sì. Io ricordo che quando tu hai consegnato la corona, se non vado errando, forse una lacrima, perché io ero presente a Treviso quando davanti x mila persone, penso 10.000, forse qualcosina in più, hanno dichiarato che Alexa Draganic era la nuova Miss Bella di Marca. Ovviamente alla Melissa Rizzetto un po' di nervosismo, fastidio c'è stato. Alessia, 16 anni, vado a memoria perché ormai ho perso il filo della scaletta. Se non erro, vai a cantare una canzone di John Lennon, Imagine, a 16 anni, una voce strepitosa. There's no countries, it's just not to do, nothing to kill or die for, and a religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I know not the only one. I hope someday you love holiness and the world will live as one.
has no possessions. I wonder if you can. No need for greed or anger. I'm brighter than man. Imagine all the people setting all the world. You may say I'm a dreamer, but I know the only one. I hope some days you'll join us, and the world will be as one. Grazie. Imagine di John Lennon. Alessia Fornasier, sei stata la vincitrice del mini festival sezione giovani. Adesso io non vorrei dire, perché Orvè Pubblicità e Promo Eventi organizzano un sacco di eventi, un sacco di kermesse musicali, e poi loro partecipano, sono circa una 60 di artisti, e non si ricordano più a che cosa hanno partecipato e a che cosa hanno vinto. Io intanto ti congedo, poi ci rivediamo di nuovo, scambiamo magari anche una chiacchierata, che così seguiamo un po' meglio la scaletta. Un altro applauso per la nostra Alessia, soli 16 anni. Brava. 15ª candelina da spegnere per Miss Bella di Marca. Un grande applauso va a colui che ha inventato questo evento e si chiama Egidio Barella. Un secondo grande applauso va alla direzione artistica, perché coordinare tutte queste ragazze non è veramente da poco. Hanno provato questa sera alle 19, si sono incontrate più volte durante la settimana, e l'applauso va a Miranda Arnosti. E siamo arrivati al momento che io personalmente definisco principe della serata, e vi spiego perché. Io non sono sudato perché ci sono i fari, perché è caldo, perché li stanno ancora cucinando, e uno dice ci deve essere un caldo bestia là. No, non è per questo, è perché ogni tanto torno dietro le quinte. E adesso c'è la parte in costume da bagno. Le vedrete anche voi, tutte le ragazze in costume da bagno, però siete all'aperto. Là dietro siamo al chiuso. Io vi giuro, un sudore da paura e panico. È il momento cruciale, più importante, più divertente, soprattutto per i maschietti, le nostre ragazze, 18 concorrenti in costume da bagno, 2 pezzi. You took my heart and you held it in your mouth. With a word, all my love came rushing up. Every whisper, it's the worst. Emptied out by a single word. There is a hollow in me now, me now, me now. So I'll put my faith in something unknown. I'm living on such sweet nothing, but I'm tired of hope with nothing to hold. I'm living on such sweet nothing. Ed eccole qua, schierate in 18, bellissime, a San Vendemiano. Festa estate sport. Per me questo è il vero infinito, e vi chiedo un applauso. E si ritorna in scena, si ritorna in passerella, si ritorna a volteggiare in questi pochi metri, ma pochi metri che regaleranno a qualcuna di loro un valoroso prestigio che le vedrà di nuovo protagoniste il 21 settembre nella città di Treviso, e per altre 7 di loro invece a Conegliano accederanno alla semifinale e, perché no, magari anche alla finale. Andiamo con la numero 1, Maria. And the beautiful Jennifer Lopez. Dale.
Maria adora sfilare, ballare, viaggiare, stare a contatto con le persone, soprattutto con i bambini. Maria aspira a diventare la manager di una grande impresa che abbia rapporti con l'estero. Whose name is global and all? Whose name's on the check and they adding the O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for soul. Con il numero 2, la volta di Sonia. Adora cantare e suonare la chitarra. I'll do the same. Boy, I wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game. E la sua aspirazione è fare l'hostess. I hit the spotlight all night, ready to go, give you a hot night. E passiamo a un costume color rosa, è Alessia. Adora leggere, ma il suo sogno è diventare una fotomodella. We can do anything we want, live it up. So live it up, go. And we ain't stopping till we're done, live it up. So live it up, go, 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 go. Make love, don't fight. Let's fuck Ed è la volta del numero 4, Claudia Montesei. Adora le auto e fare sport, ma l'aspirazione principale è quella di diventare modella. And let it play. I know you like my bumper, don't be ashamed. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go and E say. anche Claudia ha un ottimo gusto per le scarpe. Give you a hot night, so tight, ready. Continuiamo con la numero 5, la volta di Sara Pellizzari. I'll be in my castle golden. Alla nostra Sara piace molto viaggiare, ma il suo sogno è quello di entrare nell'ambito della moda. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Ci spostiamo nella città di Vittorio Veneto, è la volta del numero 6, è la nostra Carolina. Adora la moda, adora la fotografia e la danza. Il sogno di Carolina è quello di realizzarsi nel mondo del lavoro e di mettere su famiglia. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and oh yeas, they counted always, real fat all day, now baby we can parlay. Passiamo al numero 7, la volta di Esther. Adora sfilare, ma quello che sogna è diventare una gossip girl. It's nice to meet you, but time is money, only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Con il numero 8, Gloria Fregonese. Gloria adora recitare, danzare e sfilare, ma la sua aspirazione è quello di lavorare nel mondo del cinema. Con il numero 9 abbiamo Samantha Granziera. Pensate che Samantha crea gli abiti con i quali ha sfilato. Adora anche fare volontariato in una canile. Il suo sogno è quello di iscriversi all'università. E mentre sfila via Samantha
passiamo a Gabriela, che arriva da Farra di Soligo, adora danzare. La sua aspirazione è quella di diventare designer ed arredatrice. Si congeda anche la numero 10, è la volta di Valentina con il numero 11, adora leggere, ascoltare musica e fotografare. Bianco per Valentina e costume bianco anche per il numero 12, Jessica Migotto, alta 1,72 m, adora ballare, ma il suo sogno è quello di diventare una modella professionista. Oh my heart, taking me back to blue, falling into my own senses. Another night, another day. E mentre Jessica torna dietro le quinte, passiamo al numero 13, Diana. Oh my heart, only you can know how I feel. Every day is another. Diana adora leggere, ma il suo sogno è quello di lavorare nelle emittenti televisive. Mercury rising, I feel like I wanna be inside you. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside you. When the sun goes down, yeah, I feel like I wanna be. E passiamo alla numero 14, è la volta di Michela Sovilla, la quale adora ballare la zumba, ma quello che sogna è diventare pediatra. When the sun goes down, yeah. È la volta del numero 15, è la volta di Asia, la quale come hobby fa la fotomodella e si avvicina al canto moderno. Oh my heart, that movement across the tracks, I'm hoping to play it back, alright. Le aspirazioni di Asia sono quelle di diventare medico di base oppure modella professionista. Oh my heart, changing the way I feel. Con il numero 16 in passerella dama. Everybody around the world understand what makes a child a man. Adama adora disegnare, ballare e cantare, ma vorrebbe diventare un importante stilista. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside you. When the sun goes down, yeah. A volteggiare in passerella è la volta di Giada con il numero 18. Lei adora sciare e i balli caraibici, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un chirurgo plastico. Con il numero 19 ha due nomi, il primo Monica, il secondo Eliana, alta 1,88 m. La sua passione è cantare, ma la sua aspirazione, il suo sogno nel cassetto è quello di poter insegnare. This might just be the night of you and I. If there's no distance, ain't no heart.
stars tonight. And if you like what we're doing, why don't we give in for the night? Well, tonight. Altro momento magico di serata. Ancora molta atmosfera. Lo avevamo preannunciato. Lei adora stare in costume da bagno. Per noi, per la terza volta, Alexa Draganic. We don't need a label. What we got is sexy. If you like it, I love it. Oh yeah! You let me in. You told me to come back again. You into me, I'm into you. That's all that matters, girl. It's beautiful. So sweet like candy. Ed eccola qui, la nostra Alexa ancora al mio fianco, sicuramente ancora bellissima, ti dirò ancora di più adesso. Nel frattempo, cara Alexa, la giuria si sposta perché ovviamente dovranno decretare un po' qual è il volto della serata, Miss Bella di Marca San Vendemiano, e quindi dobbiamo giustamente scambiare due parole. Io dietro le quinte mi sono permesso il lusso di scrivere due righe dedicate a te. Io te le leggo, poi tu mi dici che cosa ne pensi, sentiamo anche il pubblico che cosa ne pensa. Ho scritto qualcosa per Alexa. Va bene. Atmosfera. Cara Alexa, direi che sei veramente regale. Possiedi uno sguardo patrizio e tutto dilegua dinanzi al raggiare dei tuoi occhi. Il tuo sorriso è gattopardesco, direi anche contagioso. Olimpica è la tua eleganza come la tua soavità. Sai muoverti con una insostenibile grazia. La tua pelle è dorata dal sole, la bocca è ben disegnata, i denti sono bianchissimi. Hai un viso delicato, illuminato da due occhi color castano chiaro. Sì, benissimo. Non ho finito. La tua voce è fresca. È ilare, è leggera. Sei il nuovo astro che sorge, una tela rapita dalle opere del Modigliani. Hai capito? Aspetta un po'. In questa società che ha perso la fede, tu sei un faro che brilla nelle tenebre e di te potrei fare il mio pastore. Innanzitutto, cosa ne pensi? Sì, dove l'hai copiata? Lascia stare. Il pubblico cosa ne pensa? Potrebbe essere una dichiarazione di livello? Sì. Adesso però deve scattare un pubblico, cioè un applauso dal pubblico a seconda di quello che risponde la nostra Alexa. Se dice no, mutismo. Se dice sì, un'aola. Cara Alexa, sei single? No. Hai visto? Disarmante. Anch'io imbarazzato per questo. Riproviamo, Facciamo come un rewind, no? Tiriamo indietro questa pellicola di questa brutta notizia di cronaca, perché per me è una notizia di cronaca. Ti ripongo la domanda. Carissima Alexa, sei single? Sì. Ed è questo il pubblico di San Vendemiano. Io congedo anche la nostra Alexa bellissima. Se non vado errando c'è un altro momento musicale. In questo momento entra in scena, direttamente sempre dagli svariati eventi che vengono organizzati da Orvè Pubblicità piuttosto che da Promo Eventi, Kermesse Canore, teatro, Paura e Panico, c'è veramente di tutto e di più. Ci raggiunge qui in questo palco nel proscenio l'incredibile, romantica, fantastica, bellissima, una voce strepitosa, Martina Serafin. Carissima Martina, spero di aver detto... Buonasera. Ciao Martina, ciao. Veramente, ciao. Bel vestitino Martina, bel tatuaggino Martina. Allora Martina, io so che tu sei una cantante e che grazie un po' al festival organizzato da Promo Eventi e Orvè Pubblicità hanno sentito la tua voce e qualcuno ti ha chiamato. Vuoi un po' raccontare questa storia al nostro pubblico, perché tu sei di qui, giusto? Di Vittorio Veneto. Di Vittorio Veneto, caspita, sei qua a pochi passi, insomma, di Vittorio Veneto abbiamo qualcuno che rischia anche di diventare famoso nel mondo musicale, dello spettacolo, quindi racconta un po' la tua storia. Io so soltanto, e questo lo anticipo, che tu qui questa sera canterai un inedito, giusto? Racconta la tua storia.
e ho avuto la possibilità di incidere 2 canzoni. La prima la canterò adesso, è stata pronta. Tra lunedì e martedì esce nelle radio, negli App Store, iTunes, eccetera, insomma. Volerò in mezzo al mondo, volerò insieme a te, volerò nell'infinito, sì, sempre con te. Io ti penso sempre, ma la vita non è mai uguale. Io mi guardo dietro e poi ripenso ai sbagli miei. Che bello guardare avanti e sorridere insieme a te. Che bello sorridere sempre, anche quando sole non c'è. Io ti penso sempre, ma la vita non è mai uguale. Io mi guardo dietro e poi ripenso ai sbagli miei. Sognerai, il mondo tu avrai, il sole toccherai, il sole tu avrai. Adesso sì che sto bene, il sole è dentro di me. Liberiamo il mondo dalle catene e vogliamo insieme a te. Io ti amo adesso, sai, ho capito la mia vita. Il mio sole è dentro me e la mia gioia è infinita. Sognerai, il mondo tu avrai, il sole toccherai, il sole tu avrai. Na na na, na na na, na. Sognerai, il mondo tu avrai, il sole toccherai, il sole tu avrai. Grazie. Martina Serafin direttamente dal Festival Voci Nuove. Aspetta, prima di andare via ti faccio 2 domande, perché me le ero preparate, capisci? È soltanto che ho sbagliato foglio e via. Beh, innanzitutto volevo capire come nasce la tua passione per la musica, chi è il tuo autore / autrice preferito italiano? Diciamo Nina, Emma Marrone, sì, un po' di tutti, insomma, un po' tutti, però non c'è uno preferito. Lo devi dire anche a loro, perché... Sì. Ripetimi anche il nome del singolo, di questo inedito. Il sole toccherai. Andiamo avanti. Io prima avevo accennato che ci sarebbe stato un appuntamento, forse un'opportunità, forse una possibilità, che ne so, di fare un viaggio insieme alle Miss Bella di Marca. Però giustamente bisogna calarsi anche nell'atmosfera e appunto per questo io direi facciamo scivolare un po' di musica. Questa musica ci raggiunge nel palco di Miss Bella di Marca
Lara Cassandro, eccola qua, di Lival Vacanze, la quale ci racconterà delle cose bellissime. Io voglio partecipare. Primo. Eccolo. Grazie, perfetto. Abbiamo un nuovo iscritto? Venga, Nuovo, venga. bene, bene. Primo non pagante. Ti lascio lo spazio, vado un attimo dietro le quinte, poi ti ascolto e ritorno, va bene? Grazie. A te. Grazie, buonasera, bentrovati amici. Un ringraziamento, un benvenuto speciale da parte di Lival Vacanze, agenzia viaggi Pullman De Marchi di Arcade, e da parte dei colleghi Costa Crociere, grande compagnia crocieristica italiana. E proprio per questo siamo qui, in questo appuntamento San Vendemiano con gli amici di Bella di Marca, per portarvi in un appuntamento tutto speciale e tutto particolare. Stiamo parlando della crociera Bella di Marca, 19-26 ottobre, e aspettiamo solo voi. Salperemo a bordo dell'ammiraglia Costa Classica, una delle storiche bellissime navi della compagnia Costa Crociere. Partiremo dal porto di Trieste per toccare i porti più belli e magici di tutto il mare Adriatico. Toccheremo il porto di Ancona e ancora Cefalonia, il golfo di Cattaro e Dubrovnik, una cittadina bellissima dalla quale sarà possibile anche fare una magica escursione verso Medjugorje, una destinazione nota anche per chi conosce i pellegrinaggi e ha piacere di visitare questa magica località. Quindi non mancate, le iscrizioni sono aperte. Lo dico prima a bassa voce e poi lo dirò fortissimo: 370 euro, 8 giorni in crociera. Avete capito bene? 370 euro dal 19 al 26 ottobre a bordo di Costa Classica con gli amici Bella di Marca. A bordo tanto divertimento, tanto intrattenimento, ci saranno corsi di cucina, corsi di bellezza, corsi di trucco, e soprattutto verrà fatta una bellissima sfilata nel teatro della nave, e la vincitrice di questo concorso a bordo giungerà direttamente alle finali Bella di Marca 2014. Amici, non potete mancare. Lival Vacanze, Costa Crociere, vi aspettiamo numerosi, ciao! E un applauso per Lara Cassandro e per questa ovviamente partnership tra Costa Crociere e Miss Bella di Marca. Ovviamente vedete la giuria è ancora impegnatissima, adesso è arrivato il momento di sentire ancora della buona musica, l'abbiamo ascoltata prima, ritorna ancora nel palcoscenico Angelica Verri, 12 anni, la quale ci canta una canzone di Mina, Amore, unico amore. Dove non ho più parole, inizi tu, dove comincio a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare giù. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio, amore figlio di altri tempi, amor dal cor che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore senza fine, amore libero, così bugiardo e così vero. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre e padrone nella nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, e aspetti a strisce
tra il bene e il male non si distingue più. Ti avevo già e ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato, ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni costo, amore inutile, ma dillo ancora che ci credo. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre e padrone nella nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, amore unico, unico amore. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, e aspetti a stringermi tra le tue braccia, amore mio. Grazie. Angelica Verri con Amore unico amore di Mina. Grazie ancora. Grazie. E continuiamo con il secondo appuntamento musicale. Ritorna ancora in scena Alessia Fornasier, vincitrice del mini festival sezione giovani, che ci raggiunge. Ecco, io prima ho detto che ha 16 anni, non è vero, anche lì ho sbagliato, da scaletta ho sbagliato giustamente, ne ha 15, mi ha ripreso, no, ma mi va bene anche 16, sai, magari c'è anche qualche ragazzino, ne dico 16, funziona, no, ne ha 15, quindi, cioè mettetevela via, ne ha 15, bene. Ti lascio lo spazio, vuoi che dico io la canzone che vai a cantare? Sì, perché è originale, è originale. Lei si chiama Alessia Fornasier. Uno può scegliere un sacco di canzoni, perché c'è nel panorama italiano della musica, ce ne sono veramente tante, non è che tante. No, lei decide di cantarmi, si chiama Alessia, dice di cantare Dimmi come di Alexia. E dopo questo io torno dietro le quinte. Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente è facile vivere così, ti dovrei odiare, ma come potrei? Salvare il mio cuore, tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Sei tu, chiami quando vuoi, ti tengono le fedi un po', non si fa così. È un pezzo che aspetto qui, non mi controllo più, mi affanni, mi inganni tu, adesso corri, c'è qualcosa che ho da dire. Vuoi forse metterti nei guai? Io non riderei. Dimmi di me che cosa ne vuoi fare? Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. No, e dimmi amore, tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Dimmi se sei tu, vieni quando vuoi nel mio letto e poi per prestare su, mi butti giù, io non ti voglio qui, ma non posso perderti, e non mi chiedere di smettere di urlare, t'ammazzerei ma poi non so, quando non ci sei, senza di te non c'è più sole. Come posso fare per salvare il mio cuore? Cosa sei per me, baby? Tu non sai cos'è il rispetto se non senti dolore. Non è così che devi fare.
scena per noi con grande carica Alessia, che indubbiamente rimani un fenomeno. E ti lascio andare dietro le quinte anche a te. Continuiamo questa kermesse canora, ritorna ancora nel palcoscenico Martina Serafin direttamente dal Festival Voci Nuove. Eccola qua Martina, adesso che cosa ci canti? La mia storia con te. Ti lascio il palco di Miss Bella di Marca. Guardami bene negli occhi, da troppo tempo sfuggi da me, sembran lontani, quasi anni luce, quei momenti con te, quando mi dicevi sei bellissima, mi facevi vivere una favola, quando mi sentivo indispensabile, di una gioia immensa fino a piangere, mentre adesso è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo. Ancora vorrei vivere intensamente quel sogno insieme, la mia storia con te. Forse non c'è via d'uscita quando ogni cosa non va da sé, sai, certe volte mi sento sola anche con te, eppure mi dicevi sei bellissima, scrivevi ti amo su ogni pagina, quando ripetevi sei fantastica, mi sfioravi e mi sentivo unica. Ora invece è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo. Ancora vorrei vivere intensamente quel sogno insieme, voglio addosso le tue mani, voglio vivere a colori, dimmi che quell'emozione ritornerà. Ancora vorrei vivere interamente, ancora vorrei vivere immensamente quel sogno insieme, la mia storia con te, la mia storia con te. Martina Serafin, una voce nel futuro panorama italiano, è questo che noi ti auguriamo. Grazie. Da qui parte uno dei tuoi tantissimi applausi Grazie. che prenderai nel corso delle tue performance. La giuria ovviamente si sta impegnando perché capire chi sarà la vincitrice non è semplice, però
sono andato a estrapolare due elementi della giuria che secondo me sono quelli che hanno lo sguardo più tecnico, che capiscono come funziona sia il mondo della moda ma soprattutto il mondo dello spettacolo, e quindi li chiamerei qui sul palco. Sono insegnante, se vogliamo, e attrice emergente, ma che di strada ne ha fatta già veramente tanta. Ci raggiunge qui nel palco di Miss Bella di Marca Edoardo Fainello, direttore Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, insieme ad Irene Casagrande, attrice di cinema, teatro e televisione. E qui, ragazzi, nel mondo dello spettacolo è veramente difficile emergere, come lo è nel mondo della moda, però l'attore che vive solo facendo l'attore ce ne sono veramente pochi. Bisogna fare delle accademie di un certo livello, si può parlare della Silvio D'Amico, si può parlare della Galante Garrone, si può parlare dell'accademia che viene condotta dal nostro direttore, però per entrare bisogna fare provini e poi bisogna stare lì ore su ore e poi devi provare il diaframma e poi devi parlare con la voce di basso e poi devi fare i solfeggi e poi devi cantare e poi ti devi esibire da un punto di vista del movimento, della postura. Allora, vabbè, noi abbiamo questa Accademia Vittorio Veneto, ormai è il 5º anno che ci apprestiamo a cominciare. È un'accademia che ha un doppio percorso, quindi c'è un percorso dedicato agli allievi attori, quindi un'accademia vera e propria, e poi un percorso invece di corsi settimanali, pomeridiani e serali per ragazzi e adulti. Da questa accademia, chiaramente è un'accademia che punta più sui ragazzi giovani, da questa accademia è venuta fuori Irene, che è mia allieva da quando era piccola così, e che adesso appunto ha finito di girare con Sergio Castellitto come protagonista di In Treatment, che è già andato in onda su Sky e in autunno credo sulla 7, inverno, sulla 7, poi ha appena finito di girare con Stefano Accorsi una fiction su Tangentopoli, e poi c'è un'altra cosa che non possiamo dire per contratto ma che vedrete presto. E in più un altro nostro allievo è appena stato per fare il protagonista del nuovo film di Salvatores e basta, insomma, quindi lavoriamo abbastanza bene, ecco. Ecco, signori, lavorare con Sergio Castellitto, cioè io... Ragazzi, è veramente una cosa, immagino, strepitosa. Sergio Castellitto, se non vado errando, interpreta un po' tutti i film scritti da sua moglie, la quale ha vinto anche un premio Strega con il film dal titolo Non ti muovere è il film, un film strepitoso. Saper lavorare e poter lavorare con Sergio Castellitto fa veramente la differenza, però lo chiedo a te, perché lui è regista, è attore, essere al suo fianco veramente vuol dire quasi l'inimmaginabile. Sì, lui è un grandissimo professionista, è anche una grande persona e questo fatto appunto di fare l'attore e il regista insieme gli dà una particolare competenza sul set, sa esattamente quello che fa, sa quello che deve fare, quello che si aspetta da lui e quindi anche quello che devono fare gli attori con cui recita insieme. Ti chiedo, l'attrice che ti piace di più, il film in assoluto che ti piace di più e magari anche qualcosa sul panorama teatrale. Oddio. Allora, film me ne piacciono un sacco, forse tra i più belli c'è Ragazze interrotte con Angelina Jolie e Winona Ryder, Espiazione con Keira Knightley e James McAvoy, tutta roba pesante comunque. L'attrice preferita in Italia o? In Italia e estera. Allora, in Italia, anche se non ho una conoscenza così vasta, penso Valeria Golino, anche perché ho avuto la fortuna di lavorarci insieme per 2 giorni, quindi non guasta. E, a livello internazionale, Angelina Jolie è un mostro, chiaramente, ma ce ne sono talmente tante che non saprei. Un applauso. Cioè, non è che c'è tanto da dire, ha lavorato con il top del top dei top dei top, però giustamente dietro a quello che sei tu da un punto di vista artistico c'è anche un maestro. C'è un maestro che lo vedo che tratti anche come un padre, come un fratello maggiore, come uno zio. Ti do la possibilità che probabilmente non hai mai avuto, forse l'hai già avuta, però io te la do. Hai un pubblico qui davanti dove puoi ringraziare il tuo maestro.
Vediamo. Non l'ha mai fatto. Quindi? Andiamo avanti mezz'ora, che sì. Non ho intenzione di dire nulla di toccante e particolarmente sdolcinato. Comunque no, sicuramente tutto quello che ho fatto e dove sono arrivata e dove spero di arrivare è solo merito di chi mi ha istruito e di chi mi ha cresciuto sotto questo punto di vista. E forse non solo. Ha detto poche cose, però insomma tra le righe c'è sicuramente un bel gesto da parte di questa giovanissima ragazza che ha 16 anni, ha detto poche parole, ma sicuramente il nostro direttore se le ricorderà. Ed eccole qui dispiegate nel proscenio. La fibrillazione è ancora veramente tanta, c'è un po' anche di suspense. Di là erano tutte cupe, guardavano per terra. Wow, una tristezza, una cosa veramente. Dico, vabbè, insomma, un concorso. Se va bene, va bene. Se non va bene, vi presentate alla prossima. Tanto si può. Cioè, tu non vinci qua, vai alla prossima tappa, sfili di nuovo. Quindi va bene, insomma. Poi magari una diventa anche mia amica, gli divento simpatico. Quindi, se non passate, siete presenti alla prossima, mi raccomando. Va bene? E qualcuno, tra l'altro, ho detto questa cosa qui dietro le quinte l'altra volta e mi ha ascoltato, lo dico in pubblico, ci saranno tutte anche la prossima volta. Vincono e vengono lo stesso perché si divertono a queste seratine qua. Vediamo se in maniera molto veloce qualcuno, io spero, auspico, è il mio auspicio più grande, mi porta qui un verdetto. Dovrebbe arrivare il verdetto. Il verdetto lo porta Alexa Draganic, Miss Bella di Marca 2013. L'applauso è per Alexa, giustamente. Però aspetta un attimo. Prima, quando ho fatto tutto quel cinema, e quello è il cinema, altro, sì, Castellitto, va bene, Olmi, va bene, tutti questi grandi registi, e Stefano Accorsi di turno. Quando sono andato dentro, mi ha detto, ma sai che mi potrei anche innamorare di te? Ti devi preoccupare? E io ho detto, no, guarda che a me va anche benissimo questa cosa. A premiare, qui sul palco, Melissa Rizzetto, Miss Bella di Marca 2011. Ciao Melissa, fantastica anche sta ragazza. Lei nella vita fa la cuoca, capito? Cioè è bella e cucina. Io veramente entusiasta di questa donna. Melissa Rizzetto va a premiare con la fascia Miss Promo Eventi la numero. Anche Bonolis fa le pause così. A me rompono le palle queste pause. Anche quando guardate la televisione che vedete queste pause, dice, ma che cazzo? Vabbè, allora lo diciamo. Con le numero 12, Jessica Migotto. Vai dalla nostra. Complimenti. Sei contenta? Bene, bene, mi fa molto piacere. Altra fascia. A premiare è Franco Vanzella. Lo chiamiamo qui. Eccolo, sentite da dietro le quinte. Franco Vanzella.
Eccolo qua il nostro Franco Vanzella. Lui è uno degli ideatori di questa festa. Mi batte sulla spalla. Dai, sei uno degli ideatori insieme a tanti altri. C'è il contributo di tantissime persone. È un grande sportivo. È campione di bowling italiano per ben 5 volte. Ha fatto gli europei, se non vado errando, sei tornato l'altro giorno. La festa estate sport, quindi c'è questo connubio. Estate, sport, belle donne. Giusto? Un paio di parole ci vogliono. No, un bilancio della serata. No, la serata è stata bellissima, basta guardare il pubblico che è numeroso e vorrei ringraziare tutti quelli della cucina perché anche questa sera si sono dimostrati alla grande. Grazie a tutti voi e a tutti i collaboratori che siete qua. E per me è doveroso anche ringraziare tuo fratello con il cui ho collaborato tantissimo e io ringrazio personalmente il nostro Dino Vanzella. E vediamo che il nostro Franco Vanzella con la fascia Miss Composite Magazine va a premiare la numero 7! Miss Composite Magazine in passerella per noi e accede direttamente alla finalissima il 21 settembre nella Piazza dei Signori a Treviso. Scarpe sgargiule per la nostra Esther. Allora, Melissa Rizzetto premia per questa parrucchieri la numero 13 Diana Ciov. 10, kiss me on the lips. 9, run your fingers through my hair. 8, touch me slowly. Fanno teatro, però hanno una fascia molto importante, perché la fascia, si sanno, gli attori gli piace un po' bere il giusto e quindi l'hanno data loro. Fascia Miss Prosecco, la numero 9 Samantha Granziera. Da stappare dietro le quinte più tardi, tutte in compagnia, io da solo, 18 ragazze, più l'Alexa Draganic, 19, la Rizzetto, la Miss 2011, 20 ragazze, io che apriamo un prosecco, mi piace veramente molto. Andiamo avanti velocissimamente quindi con questa premiazione. È la volta di Katia Zanetti di Motorsport, che entra anche lei qui nel nostro palcoscenico. Eccoci qua, buonasera Katia, tutto bene? Anche tu adesso darai una fascia importante, c'è fibrillazione, vedremo un po' come va. Ti faccio leggere a te la premiata. Facciamo questo cambio, questa qui, devi dire con il numero. Aspetta, col cinema, sì. Con il numero. Di più. Con il numero 10 Gabriella Iacomi. Con il numero 10 Gabriella Iacomi, Miss Motorsport, e va ad agghindare i propri fianchi con questa bellissima fascia e anche lei accede di diritto alla finale a Treviso. Tutta la serata ripresa dalle telecamere di Televeneto, riproposte mercoledì alle ore 20. Canale 620 del digitale terrestre, e ritorna ancora nel nostro palcoscenico per la terza volta Melissa Rizzetto insieme a Lara Cassandro per Miss Gambissima Costa Crociere. Si chiama Valentina Zandonà ed ha il numero 11.
rest of me is down. You and charming, even 14 settembre Valentina Zandona a Conegliano per la semifinale. Ed ancora altra fascia da consegnare, questa volta è Andrea Valdemarca, consigliere comunale, che ci raggiunge qui nel palcoscenico. Eccolo qui il nostro Andrea che va a consegnare la fascia Miss Elegante in oro gioielli. È giusto anche spendere due parole, una serata che mi sembra sia andata abbastanza bene, a parte il presentatore ha fatto qualche gaffa, però volevo anche il tuo contributo, il tuo pensiero, il tuo bilancio, il tuo punto di vista. Sì, penso un'altra bella serata ancora una volta a San Vendemiano. Voglio sostanzialmente ringraziare tutto lo staff dell'Estate Sport, in primis il presidente Angelino Drusian e tutti voi presenti. Grazie ancora una volta. Con il numero. E qua c'è suspense. No, qua c'è suspense. No. L'ho già sentito, qua c'è suspense. Parte un lieve applauso. Con il numero 8, Gloria Fregonese. Guardate l'entusiasmo là ci sono i parenti, i familiari, li vedo. E così anche Gloria accede alla semifinale a Conegliano il 14 settembre e siamo veramente arrivate all'apice di questa serata. Il nome che accederà alla finalissima. A premiare è assessore al sociale Zanchetta, il quale va a dare la fascia più importante. Innanzitutto volevo capire come è andata questa serata, perché qua insomma siamo quasi alla fine. Sì. A parte il presentatore tutto bene mi sembra, no? Buonasera a tutti, complimenti. Allora vi porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale, complimenti evidentemente agli organizzatori di questa bella serata e voglio aggiungermi anch'io a chi mi ha preceduto nel ringraziare tutto lo staff di Estate Sport con il presidente in testa Angelo Drusian, ma tutti loro che stanno già lavorando e lavoreranno per altre settimane per portare un po' anche di leggerezza tra tutti noi in questi momenti che certamente sono un po' difficili. Noi facevamo parte della giuria, evidentemente è così anche una situazione piacevole ma a volte anche difficile, perché quando si devono stilare necessariamente delle classifiche qualcuna deve essere in qualche maniera, deve vincere, le altre arrivano seconde, terze e quant'altro. Noi abbiamo giudicato solo ed esclusivamente l'aspetto esteriore secondo i cani e le soggettività di ognuno di noi, quindi sicuramente abbiamo messo del nostro, ma questo non vuol dire che chi vince questa sera sia la migliore in assoluto, molte delle altre magari lo saranno in futuro nella vita, perché ripeto, noi abbiamo giudicato l'esterno, ma penso che la cosa più importante è quello che ognuno di queste belle ragazze hanno dentro di loro per poi espletarlo nella loro vita e che io auguro che sia una vita felice e ricca di soddisfazioni. Noi adesso andiamo a premiare la prima, che secondo il nostro modesto giudizio è quella che è la migliore di questa sera, e come ripeto tanti auguri a tutte le altre. Sono certo che nella vita saprete ricavarvi anche dei momenti molto più importanti di questi che avete avuto questa sera, magari con un po' di delusione per chi non ha vinto, ma sicuramente avrete modo di avere altre soddisfazioni nella vita. Grazie, buona serata a tutti e auguri a tutti voi. Un applauso soft, con il numero 1 Maria Cibi. È contentissima, è emozionata. Vuoi ringraziare qualcuno, dire qualcosa? Occhi lucidi? Sta per piangere. Io adoro questi momenti quando le miss piangono, veramente mi si stringe il cuore. Però non ti metto ulteriormente in imbarazzo, ma arriverà il momento. È la mamma?
È fantastica questa scena. Salutiamo. Questo è più imbarazzante che l'emozione. Va bene, ti capisco, queste cose capitano sopra i palchi. Complimenti ancora, io chiederei a queste ragazze di sfilare un'altra passerella e un grande applauso per questa bellissima serata che giunge al termine. Mentre sfilano farò tutti i ringraziamenti e ricorderò la prossima tappa. Prego alla regia un po' di musica, grazie. I ringraziamenti vanno al fotografo ufficiale, Foto Volgan, all'audio, al nostro DJ d'eccezione, DJ Spillo from Urban Trip, a tutto il pubblico qui presente che ha veramente strabiliato, ed ancora alla giuria, alle ragazze che hanno sfilato sempre e comunque con il sorriso, a tutti i parrucchieri, a Miranda Arnosti, a Egidio Barella, a coloro che hanno inventato questo evento e che lo portano avanti da 15 anni, ed ancora i tecnici audio e video, all'emittente televisiva Paolo Piovana che sta riprendendo il tutto, a voi, alle ragazze, e adesso vi ringrazio anche io personalmente e vi auguro una buona continuazione di serata.